Bene, buonasera a tutti. Vi ringraziamo di questa presenza che sappiamo essere numerosa e ci addentriamo appunto in questa piccola ora in cui che gestiamo insieme, ecco, assieme a una serie di relatori. Mi presento, io sono Esther Bazzan, responsabile dei percorsi di istruzione e formazione professionale per ENAIP Veneto. Mi accingo come dire, a presentare le colleghe e i colleghi che sono presenti in questo momento di incontro e partendo dalla dottoressa Erika Vitantonio, psicologa ed esperta di orientamento ed azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. E successivamente abbiamo anche la dottoressa Gaia Franzoso, laureata con specializzazione in attività di orientamento e coordinamento delle reti territoriali, sempre nell'ambito appunto dei servizi di orientamento. La dottoressa Susanna Del Favero invece è psicologa ed esperta di orientamento, in particolare nell'ambito dell'età evolutiva. Infine, non ultimo, diciamo per importanza, ho lasciato più spazio al versante femminile, mi scuserà il dottor Cioetto. Abbiamo con noi anche Claudio Cioetto, vicepresidente dell'Associazione Piccole Imprese della provincia di Verona e dirigente dell'azienda Claudio Cioetto Lavorazioni Meccaniche come rappresentante appunto del mondo del lavoro. Ecco, abbiamo pensato a organizzare questo incontro perché riteniamo che le tematiche dell'orientamento assieme a quelle appunto della digitalizzazione siano assolutamente importanti e quanto mai attuali, proprio per il periodo che stiamo vivendo, in particolare appunto questo dove ci vede tutti molto coinvolti nella dimensione appunto dell'esperienza nel digitale, ma dall'altra parte anche appunto il tema dell'orientamento è sempre più, diciamo, importante da evidenziare, da non perdere di vista, anche se possono cambiare eventualmente le modalità di gestione di queste esperienze. E allora proviamo un attimo a cominciare andando un pochino a identificare che cosa intendiamo dire per orientamento. Quindi cerchiamo di comprendere meglio, di circostanziare che cosa intendiamo con questo termine e proverei a chiedere alla dottoressa Vitantonio se ci può introdurre appunto in questo contesto. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie per la domanda. Orientamento oggi è un termine molto gettonato, molto utilizzato, sta ad indicare tante pratiche diverse riferite a target diversi, differenti. A volte viene utilizzato per parlare dell'orientamento alla scelta della scuola superiore o dell'università o l'orientamento al mondo del lavoro, ma anche al riorientamento all'interno del mondo del lavoro e oggi si inizia a parlare anche di orientamento in uscita dal mercato del lavoro. Dico questo perché questo termine sta in verità ad indicare un percorso educativo che ha l'obiettivo di sostenere la persona nell'acquisire tutta una serie di competenze necessarie a poter sostenere delle scelte. Come mai siamo arrivati a definire l'orientamento in questi termini negli ultimi 30 anni? Uno stimolo importante ci viene già dall'Unione Europea che definisce la necessità di permettere alle nuove generazioni di essere in grado di destreggiarsi in una realtà, in una società sempre più complessa. Faccio degli esempi, una società in cui c'è un accesso facilissimo a tutta una serie di informazioni, di saperi in modo molto libero, saperi non sempre e informazioni non sempre certificate, non sempre attestate rispetto alla realtà e alla loro veridicità. Non solo, è un contesto sociale in cui non c'è più per forza di cose una colleganza tra percorso formativo e ingresso nel mondo del lavoro, anzi addirittura oggi abbiamo delle professioni per cui non esiste ancora una strutturazione formativa che definisca poi la professione e quindi andiamo ad aggiungere sempre più complessità a questa società, tale per cui ad oggi i percorsi formativi non risultano più sufficienti a rendere la persona in grado di pianificare un percorso di vita e vivere questo percorso con adeguata soddisfazione. Per questo motivo già le indicazioni, come dicevo, dell'Unione Europea richiedono un percorso integrativo e parallelo a quello formativo, quindi
quindi parliamo di pratiche educative che sostengono l'individuo nel corso dell'arco di vita, di sicuro in crescita, l'individuo in crescita in fase di sviluppo, quindi parliamo del periodo della scolarità, ma anche ancor di più dopo, quando l'individuo è sganciato dalle istituzioni formative. Detto questo, altra definizione importante e input importante ci viene offerto dallo stesso ISFOL, che è Istituto Ministeriale Riconosciuto di Indagine e Ricerca sulla Formazione e sul mondo del lavoro, che riporta all'orientamento una definizione di supporto a che sì, l'individuo sia capace di fare delle scelte, compiere decisioni per valorizzare se stesso, le proprie ambizioni e il proprio percorso di vita, consapevolmente rispetto al contesto. Detto questo, ne consegue che le pratiche orientative possono essere suddivise in una serie di possibilità. Avremo azioni volte ad aiutare la persona a definirsi e a distinguersi rispetto alle altre, oppure azioni mirate a far sì che l'individuo sviluppi una certa esperienza, costruisca un'esperienza rispetto a un contesto particolare. Pensiamo per esempio a quanto può essere orientativa un'esperienza di stage in un'azienda piuttosto che di tirocinio in un qualsiasi ambiente formativo o di socializzazione. Ci sono poi azioni orientative volte a far sì che l'individuo comprenda e costruisca una consapevolezza del contesto di vita, dalle sue regole, quindi l'aspetto normativo, fino ad arrivare alle sue richieste e alle sue offerte. Esempio breve, è importante per un giovane che sceglie la scuola superiore essere a conoscenza di quali sono diritti e doveri dello studente, per esempio l'obbligo formativo piuttosto che l'obbligo scolastico, o la possibilità di fare un cambio di scuola, per esempio. Altre azioni sono mirate a sostenere l'individuo nei momenti di crisi, e quelle mi riferisco per esempio alle azioni orientative nel ricollocamento al lavoro o in persone per persone che pur trovandosi in una fase dell'età adulta non sono mai entrate nel mercato del lavoro e che quindi vivono in un contesto di fragilità. Proprio per questa grande pluralità di significati che l'orientamento riveste, esso assume aspetti più o meno informali di volta in volta. Ci sono azioni orientative di sicuro strutturate e in momenti particolari della vita della persona ci sono azioni che assumono carattere educativo orientativo pur non essendo nate per questo motivo. E quindi mi riferisco per esempio a quelle attività che già accompagnano i giovani delle scuole elementari, delle primarie, nella conoscenza del territorio, nel prendere dimestichezza con la nomenclatura dei mestieri. Anche quello assume carattere orientativo. Quel che soprattutto caratterizza le pratiche dell'orientamento è la necessità di puntare a un duplice obiettivo. Il primo è la graduale autonomia dell'individuo, come per qualsiasi pratica educativa, quindi passare da un sostegno massiccio, una strutturazione degli interventi orientativi forte, per arrivare a un individuo autonomo, non di fare orientamento sempre solo da sé, ma capace di ricercare esso stesso, all'interno del suo contesto di vita, dei momenti di orientamento. E questo è il primo obiettivo, l'autonomia. Secondo obiettivo, non meno importante, è l'ambizione a promuovere, a fortificare, a mantenere sempre di più, attraverso le azioni orientative, il benessere biopsicosociale dell'individuo. Quindi quando noi parliamo di orientamento, parliamo della possibilità della persona di collocarsi all'interno della società con un piano di vita in cui esso possa riconoscersi, con un certo grado di flessibilità e con la consapevolezza, non per ultimo, dei suoi stessi processi interni, di come egli cresce, quindi la capacità di gestire anche dei cambiamenti improvvisi. Bene. Voce. Scusate. Ecco, grazie dottoressa Vitantonio, e cominciamo a comprendere come l'orientamento sia un tema assolutamente innanzitutto molto vasto, che contiene in sé stesso una grande ricchezza
e che soprattutto anche sia legato sia a determinate situazioni particolari di vita, appunto delle varie età della vita in cui ciascuna persona può incontrarsi, con cui deve fare i conti in certe situazioni, ma anche legata anche a pratiche, ad attività specifiche. Per cui come teniamo un po' sospeso questa definizione, questo concetto che è stato esplicitato di orientamento e cominciamo a introdurci invece nel secondo termine che in qualche modo corona diciamo, il titolo del nostro incontro, che è quello della digitalizzazione. Digitalizzazione è un termine che è entrato prepotentemente nella nostra vita quotidiana in questo momento storico, che probabilmente prima di ora pensavamo di avere in qualche modo compreso e di avere intuito, ma forse solo ora, in questa fase particolare, cominciamo ad avere un po' più cognizione di che cosa siano le sue caratteristiche e per poterlo leggere e anche ed interpretare. E quindi vorrei chiedere appunto alla dottoressa Franzoso se ci può aiutare ad entrare nel contesto appunto di che cosa si tratta per comprendere meglio di che cosa si tratta quando parliamo di digitale e digitalizzazione. Sì, grazie. Allora io credo che, noi come operatori dell'orientamento abbiamo davvero il dovere, quantomeno, di interrogarci riguardo questo tema. Pur non essendo esperti di digitale, dobbiamo riuscire a trovare almeno delle chiavi di lettura per interrogarci su quanto noi siamo effettivamente consapevoli rispetto a questa tematica. Ora, una prima, diciamo, dimensione che possiamo utilizzare è quella proprio del termine, della parola digitale. Letteralmente digitale significa semplicemente numerico, quindi fa riferimento a macchinari che utilizzano un codice binario per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni. E questo è un primo aspetto. Poi però, vedete che ho un ritorno di audio e quindi per macchinari, ecco, dicevo, abbiamo fatto un'acquisizione della parola digitale come aggettivo per quanto riguarda le persone, cioè noi definiamo le persone come digitali. E cosa significa questo? Beh, che diamo per dato di fatto acquisito che le persone siano immerse in questa sorta di insieme di mondi virtuali e come perennemente circondati da flussi di informazioni virtuali. Questo è un processo che si è delineato e abbiamo acquisito gradualmente praticamente a partire dalla metà degli anni 90 in poi, possiamo dire. Ecco, a fianco a questa prima dimensione ce n'è una seconda, quella della digitalizzazione, altro termine che come dicevamo, è entrato in maniera preponderante nella nostra quotidianità, ma sul quale ancora una volta dovremmo un pochino interrogarci. Allora, la digitalizzazione è un processo che afferisce a ambiti diversi e variegati, le aziende, la pubblica amministrazione, la scuola, i nostri ambienti domestici. Ecco, se noi prendiamo in considerazione un documento ministeriale molto recente, che è la Strategia Italia 2025, proprio in termini di innovazione digitale, la digitalizzazione, il processo di digitalizzazione è considerato un punto chiave centrale e nodale per lo sviluppo di un paese e soprattutto per quanto riguarda l'Italia, per metterci, diciamo così, alla pari rispetto agli altri stati dell'Unione Europea. Una terza dimensione, ancora una volta molto, come dire, preponderante in questi ultimi tempi, è quello delle competenze digitali. Anche qui sappiamo davvero che cosa sono queste competenze digitali, ci sono delle differenze tra una e l'altra, abbiamo anche qua dei dati di fatto. E il dato oggettivo è questo: abbiamo un 35% di gap tra domanda e offerta nell'ambito delle competenze digitali
cosiddette hard, sono quelle competenze tecniche che in ambito informatico che afferiscono a tutta quella serie di nuove professioni emerse insomma negli ultimi anni e che le aziende oggettivamente faticano a trovare. Non ne abbiamo abbastanza laureati o insomma diplomati con questo tipo di competenze. Affiancate a queste abbiamo tutte quelle che vengono definite competenze digitali di base. Queste ormai vengono richieste a tutti, trasversalmente, tutte le fasce d'età, a tutte le professioni e non solo, attenzione, per entrare nel mondo del lavoro in maniera competitiva ed aggiornata, ma anche per banalmente accedere a servizi, per esempio. Ecco, quello che ci manca un pochino però per completare questo quadro è un'altra dimensione, di cui forse invece bisognerebbe parlare di più, che è la cultura del digitale. Ora, sempre in riferimento a questo documento che citavo prima, la Strategia Italia 2025, si sottolinea questo aspetto, cioè si sottolinea come le competenze digitali e il processo di digitalizzazione diventa un asse strategico solamente nel momento in cui questo viene accompagnato da un'acquisizione di consapevolezza e di cultura rispetto a quello che è il digitale. Quindi ecco che devono assolutamente entrare in gioco in questo processo tutti gli attori dei processi educativi. Quindi la scuola, ma non solo. Quindi emerge, vediamo un pochino, l'idea di competenza digitale come una competenza di cittadinanza quasi a tutti gli effetti, che quindi deve essere, inserita in maniera trasversale e interdisciplinare quando parliamo di, educazione e di scuola. Quindi ecco, per concludere, che cosa emerge un pochino? Il digitale come, prima di tutto, contesto complesso, permeante, che non possiamo semplificare o banalizzare, ma anzi abbiamo proprio il bisogno di trovare delle lenti, come dire, con cui leggerlo in maniera critica, per non subirlo passivamente, ma anzi per renderci attori davvero protagonisti di questo contesto così fragilmente interconnesso. Lenti, come dire, con cui Bene, leggerlo in grazie maniera anche alla dottoressa per non subirlo Franzoso. E passivamente, quindi ma abbiamo colto come per esistono renderci la dimensione dell'orientamento assieme appunto alla dimensione del digitale abbiano dei punti in comune. Entrambe fanno riferimenti a dei processi, fanno riferimenti a delle azioni particolari, entrambe sono volte in qualche modo a valorizzare la dimensione della cultura e della cittadinanza attiva dei giovani, ma non solo dei giovani. E quindi proseguendo un po' nella nostra riflessione, volevamo chiedere alla dottoressa Del Favero come si inserisce in questa fase appunto l'orientamento all'interno del contesto digitale e come possono essere concretamente associabili questi due mondi che fino ad ora magari non avevamo mai, diciamo, associato pienamente. Ecco, grazie intanto. Beh, sicuramente questi tempi, come già anticipato, ci costringono a modificare la pratica di orientamento, perché se, come diceva la dottoressa Vitantonio, l'orientamento è una pratica educativa che dura in tutto l'arco della vita e ha lo scopo di aiutare gli individui a trovare strategie e strumenti per scelte consapevoli, l'orientamento non può quindi ignorare questo cambio di rotta della società, altrimenti tenderebbe a valorizzare solo il momento della crisi e a supportare gli utenti in questo momento senza prepararli al successivo momento. E quindi è importante che l'orientamento permetta agli utenti di accogliere, riconoscere e accettare questa nuova modalità, questo nuovo strumento in modo tale da poter creare
a propria volta degli strumenti, ma anche delle capacità nuove proprio necessarie per poter sopravvivere, diciamo, in questa novità, essere maggiormente resilienti, col senso di plasmarsi all'interno di una società e modificarsi non tanto per sopportare il momento, ma proprio per inserircisi e poterlo vivere nel miglior modo possibile. Già nel 2013 la Commissione europea suggeriva di permettere all'istruzione di conformarsi con il cambiamento della società e dell'economia. Questo perché? Perché è importante che lo strumento digitale cambi da strumento ludico-ricreativo a strumento professionalizzante. Pensiamo solo ai social che vengono usati soprattutto dai giovani nei momenti di tempo libero, ma anche dagli adulti, come hanno cambiato negli anni la propria funzione. Sono passati da essere momento di svago a lavoro vero e proprio. E qui abbiamo moltissime figure, anche diciamo non sempre chiare, che però lavorano molto con i social. Quindi è importante che gli utenti possano riconoscere l'importanza anche di questo tipo di strumento e l'orientamento digitale può diventare una metodologia che permette di conoscere anche lo strumento in sé attraverso il learning by doing, imparo facendo. Attraverso l'attività di orientamento sviluppo le mie skills e tra queste ci sono anche quelle della digitalizzazione e quindi imparo, riconosco, sono cosciente delle mie caratteristiche e in caso mi decido di allenarle. Oltre all'importanza proprio per gli utenti, è importante, secondo molti studi, che anche i professionisti stessi inizino a credere maggiormente in questi strumenti e inizino ad utilizzarli in forme sempre diverse. Perché? Quali sono gli aspetti positivi di un orientamento digitale? Prima di tutto un'informazione sempre maggiore e possiamo dire quasi infinita, perché questo è il grande aspetto positivo del web, poter recepire informazioni da qualsiasi tipo di fonte. L'ampliamento della personalizzazione delle attività di orientamento, quindi parliamo per esempio delle persone che solitamente non vengono toccate o si fa fatica a introdurre al tema dell'orientamento e invece con l'attività digitale possono essere chiamate in causa. Penso per esempio ai ragazzi NEET piuttosto che alle persone con una disabilità che sia fisica o intellettiva e alle persone con aspetti socioculturali poco elevati. Quindi sicuramente un aspetto positivo di questo tipo di orientamento è anche prendere una platea molto più ampia e poter permettere a persone che si trovano in luoghi magari anche molto diversi di contattarsi e condividere un pezzo di percorso. Naturalmente tutti questi aspetti non possono rinnegare la parte, diciamo, necessaria dell'educazione. Dobbiamo educare a questi strumenti e forse ancora oggi dobbiamo a nostra volta educarci agli strumenti. Quindi è importante, per esempio, sia con minori che con adulti, riconoscere, come già stato detto dalle colleghe, le informazioni, capire quali possono essere informazioni reali, quali no, e quali sono le fonti autorevoli a cui possiamo rifarci. È un aspetto molto importante di cui se ne parla molto, ma per il quale ancora non siamo del tutto educati. Quindi uno dei ruoli dell'orientamento sicuramente può essere questo. Inoltre, la possibilità di diffondere la pratica di orientamento a un pubblico molto più ampio, anche attraverso per esempio smartphone piuttosto che tablet, ci permette anche di diminuire i costi stessi dell'orientamento e quindi aprirci a una platea sempre più ampia. In questo modo l'orientamento digitale può sviluppare una career education, cioè stimolare e potenziare delle dimensioni che permettono ai futuri lavoratori di partecipare attivamente alle proprie scelte professionali. Bene, grazie allora dottoressa
del Favero, quindi abbiamo colto come senz'altro, diciamo, orientamento digitale vanno assolutamente di pari passo e possono coniugarsi molto bene insieme. Se avevamo abbastanza consapevolezza probabilmente del valore sociale delle iniziative di orientamento, delle pratiche di orientamento, adesso cominciamo a cogliere come anche la dimensione digitale sia effettivamente di fondamentale importanza, se appunto valorizzata al meglio in senso positivo, può contribuire assolutamente alla proattivazione, all'inserimento fattivo e positivo di ciascuna persona che voglia inserirsi nel mondo del lavoro. E qui introduciamo, appunto grazie al dottor Cioetto, introduciamo così proviamo a riflettere se effettivamente anche nel mondo del lavoro le competenze digitali assumono effettivamente un valore e se sì, quale? Saremmo proprio interessati a capirlo. Ecco, io ringrazio prima di tutto per il dottore, ma non sono dottore, non vorrei usurpare competenze o capacità che qualcuno ha acquisito con meriti che io non ho. Ecco, quindi, no, a parte la battuta iniziale che penso mi sia stata concessa. Competenze digitali hanno un'importanza, un grandissimo valore all'interno delle aziende, già fin d'ora. Credo che avranno anche un valore assoluto in futuro, in quanto, anche agganciandomi un attimino con quanto detto un attimo fa dalla dottoressa Franzoso, l'Italia purtroppo è tra gli ultimi paesi in Europa in quanto a competenze digitali e non è ammissibile onestamente dal mio punto di vista anche di imprenditore che un paese manifatturiero, che è il secondo paese manifatturiero in Europa, che è l'Italia, soffra di questo gap di confronti di altre nazioni nostre concorrenti commerciali tra l'altro. Quindi dobbiamo quanto prima metterci alla pari e quindi avere competenze digitali sarà una grande necessità. Ma soprattutto io direi che la vedrei come una grande opportunità per i nostri giovani e per le nostre aziende. L'evoluzione che stiamo avendo sul digitale, qualcuno definisce che ormai è qui prossima l'evoluzione. Io sono un po' più scettico, darei un po' più di tempo, ma verosimilmente ci arriveremo sicuramente e non ci saranno lavori, non ci saranno lavoratori che non avranno bisogno di queste competenze. Tanti studi anche approfonditi di questo momento ci dicono che arriveremo anche a professioni, mi sembra che prima sia anche stato citato, arriveremo anche a professioni che nemmeno conosciamo, che nemmeno vengono conosciute in questo momento, no? Quindi avremo bisogno di avere attrezzature gestite da remoto, ma questo sinceramente già in qualche modo succede. Avremo necessità, e qui torno ai giovani, che acquisiscano sempre più competenze digitali, perché dovranno gestire un mondo del lavoro, scusate se mi ripeto, in continua evoluzione. E lo vediamo noi aziende, lo vediamo, io faccio lavori in conto terzi, mi viene richiesto anche a me di avere certe competenze dai miei clienti, quindi dobbiamo assolutamente puntare su questo. Competenze digitali che sono molto vaste e offrono molte opportunità. Partiamo dalla semplice gestione di un PC, per esempio, che è la cosa più banale, o di uno smartphone che tutti quanti in questo momento stiamo usando, ma possiamo arrivare all'intelligenza artificiale con campi di utilizzo infiniti. E come dicevo prima, nessun settore merceologico ne sarà escluso e a tutti i lavoratori verrà richiesto capacità di utilizzare queste competenze. Io appartengo, diciamo, alla manifattura come impresa e in questo momento si parla anche tanto di smart working. Smart working che nella manifattura è abbastanza impossibile in questo momento da realizzare in quanto prevede la manifattura
presenza, prevede manualità però direi che se noi riusciamo ad arrivare alle competenze digitali, queste smetteranno anche questa situazione. Perché vi porto l'esempio, per esempio, dell'industria 4.0 di cui tanto si sta parlando, di cui tanto si parla e di cui tanto le nostre aziende in questi anni hanno anche approfittato e utilizzato. Digitalizzare i processi, digitalizzando ad esempio un processo produttivo o meccanico che è il mio settore, io posso arrivare a prelevare il pezzo tramite un robot, portarlo alla macchina che me lo diciamo, controllare tutte le fasi di lavoro del pezzo, controllare anche la qualità dimensionale del pezzo e poi magari spostarlo eventualmente al montaggio. Tutto questo da remoto. Tutto questo si può anche già fare a casa col nostro smartphone se vogliamo. Potrà, permettetemi un'altra battuta, essere fatto domani quando potremo entrare in qualche pizzeria, farlo anche dalla pizzeria, in un momento di pausa, gestire quello che sta avvenendo all'interno dell'azienda. Ecco, questo ci permetterà e ci sta permettendo in parte di fare il digitale. Questo, come dici, questo è già presente in parte, se vogliamo. Dobbiamo capirne di più anche il valore, però anche noi stessi aziende, noi imprenditori, dobbiamo tante volte cambiare mentalità perché, e questo è assolutamente facile, capire che questo è un progetto, è un processo, scusate, irreversibile. Una spinta purtroppo la sta dando, la stiamo ricevendo anche da questa pandemia, che ci costringe magari a tante situazioni a lavorare con strumenti digitali, a approfittare di questa opportunità. E il mondo del lavoro sarà sempre più digitale, su questo non abbiamo scampo. Bene, grazie allora signor Cioetto. Abbiamo anche introdotto, è stata introdotta una domanda sull'intelligenza artificiale che vediamo poi magari in seguito di rispondere nella nostra trattazione. Quello che ci pare di capire è che sarebbe interessante, anche secondo un po' i suggerimenti che, che ci dava il signor Cioetto, è che forse l'Italia ha l'opportunità magari di recuperare senz'altro il gap sulle competenze digitali, magari contestualmente aumentando anche la consapevolezza dell'uso di queste competenze e dell'integrazione che queste possono avere con altre competenze di cui magari proviamo a parlarne in seguito. Quindi sarà davvero interessante, una bella sfida, come dire, è arrivare un po' dopo, però magari farlo con maggiore consapevolezza e forse in questo modo riusciamo magari a recuperare un po' di distanza. Proseguendo poi alcune di queste riflessioni con la dottoressa Vitantonio, che appunto dalla sua esperienza insomma, di esperta nei processi di orientamento e anche di prevenzione della dispersione scolastica, volevamo provare a capire quali siano gli strumenti e le metodologie che possono appunto valorizzare l'orientamento digitale, sempre in questa logica di incremento di competenze. Grazie. Sì, la mia premessa è che sono profondamente in accordo con alcune cose che i colleghi hanno detto. Per esempio, ritengo che attualmente la possibilità di trasformare o adattare alcune pratiche orientative in una forma digitale permetta, come diceva la dottoressa Del Favero, davvero di allargare il raggio e andare a toccare tutta una serie di target di persone che oggi sono sprovviste di attenzione orientativa. Quindi questo mi preme. Di strumenti e di pratiche di orientamento ce ne sono veramente tante, sono tanti anni quelli in cui ci siamo prodigati nel costruire strumenti, attività e protocolli. Non tutto può essere, a mio avviso, trasformato in digitale, ma alcune cose sì, e con successo. In primis, ritengo che attualmente la presenza di piattaforme di interscambio virtuale rappresenta
rappresenti una ricchezza per l'orientamento. Ad esempio, ci è possibile attraverso piattaforme ricostruire quello che veniva chiamato lo sportello di orientamento, il colloquio orientativo, che rappresenta ad oggi sempre uno strumento fondamentale per una serie di ragioni. La prima è che permette alla persona che richiede il momento orientativo di avere un incontro individuale personalizzato con un esperto, spesso un esperto estraneo, che quindi rappresenta quell'ascolto non giudicante, quell'ascolto puro dovuto all'inconsapevolezza rispetto alla storia della persona che va orientata. La piattaforma ci permette anche di trasmutare altre modalità orientative. Mi riferisco per esempio a tutte quelle attività che prevedono il lavoro in gruppo di pari, la peer education prima di tutto, adesso mi soffermerò, ma anche il brainstorming, anche la condivisione di laboratori in cui alcuni temi vengono trattati approfonditi. Cos'è la peer education? Uno strumento davvero utile e molto gettonato, non solo nel campo orientativo, ma anche della formazione e dell'educazione in tutta una serie di contesti, perché la sua forza risiede in un assunto importante. Quando un gruppo di persone che condivide più o meno la stessa età, ma esperienze leggermente dissimili, si trova insieme a lavorare su un punto, a costruire conoscenza e pratica rispetto a un argomento, tutti i membri del gruppo ne vengono fuori arricchiti. Quindi la potenza del gruppo in questo è maestra. La peer education nell'orientamento può essere una forza in questo momento attraverso la digitalizzazione, perché permette di costruire ponti con persone molto distanti fisicalmente e culturalmente tra di loro. Immagino per esempio cosa potrebbe succedere se facessimo confrontare un gruppo di adolescenti iscritti al primo anno di liceo che frequentano lo stesso liceo o lo stesso istituto tecnico o qualcos'altro in diversi posti d'Italia piuttosto che del mondo. Questa sarebbe cultura, questo è abbattimento dei confini, e soprattutto lavoreremo su quella che prima definivo consapevolezza del contesto di vita. Altro strumento interessante, che anche viene facilitato non solo dalla piattaforma, ma di sicuro sì, è lo storytelling digitale. Perché ne parlo, che cos'è e a cosa serve? Allora, lo storytelling digitale, ma in realtà lo storytelling è la possibilità di costruire una storia, descrivere un percorso, una identità, una scelta, qualsiasi evento, qualsiasi contenuto, attraverso vari strumenti di comunicazione utilizzati insieme. Questo trasformato in digitale ha una potenza immensa, nel senso che il digitale ci permette davvero di spaziare, fare un collage di strumenti comunicativi ed espressivi, anche artistici, che probabilmente fino a qualche decennio di anni fa non era nemmeno concepibile. Nell'orientamento lo storytelling è uno strumento di grande impatto, perché da una parte permette all'individuo di affinare le proprie soft skills, quindi le competenze trasversali che gli permettono di essere efficace nel mondo, e dall'altra parte gli permette di condividere ed entrare in contatto, quindi vedere anche qual è l'impatto sull'altro, anche l'altro dissimile da sé, di ciò che egli sta esprimendo. Altro strumento e pratica è quello della simulazione. Su questo dovrò fare una premessa. Per simulazione noi intendiamo la possibilità di ricostruire in forma virtuale una esperienza di apprendimento o di lavoro significativa. È chiaro che l'obiettivo è quello di permetterci di testare i nostri interessi, il grado di piacevolezza dell'attività che andiamo a simulare, e anche di poterne testare alcuni limiti, alcuni oggettivi e altri soggettivi. Ovviamente non tutte le esperienze sono
simulabili velocemente e con un costo accettabile. Credo, ne so veramente poco di strumenti di simulazione avanzati, ma sono quasi sicura che oggi potremmo ricreare addirittura lo sforzo fisico di un'attività di carpenteria, probabilmente attraverso una simulazione. Tuttavia, se pensiamo all'orientamento come alla diffusione di pratiche educative, lo standard non è questo, lo standard è quello di una piattaforma che possa ricreare un'attività quasi principalmente intellettuale o comunque che abbia a che fare con il cognitivo. Quindi anche qui un ragazzo, una persona che dovesse decidere di fare, di cimentarsi in un'attività dopo aver fatto delle esperienze di simulazione, solo di simulazione, probabilmente dovrebbe aggiungere a questo un'altra parte di attività orientativa per poter veramente vedere fino a che punto questa attività è attinente alle sue richieste. Infine, i questionari oggi sono ancora importanti. Perché questionari parlerei di strumenti standardizzati. Anche qui una parentesi. Nell'orientamento sono stati costruiti tanti strumenti, alcuni di ordine deterministico, per cui compili un questionario e io ti dico qual è il lavoro più adatto a te, e altri che sono quelli a mio avviso più interessanti, sono strumenti di attenzione e riflessione individuale, e di questi credo che bisogna parlare oggi attraverso il digitale, perché negli ultimi tempi c'è stata quasi un'esplosione di proposta rispetto a questi strumenti. Lo strumento standardizzato permette all'individuo di porre attenzione ad alcuni aspetti della sua personalità, dei suoi valori, dei suoi interessi o del contesto, e quindi di iniziare a fare una riflessione su questi ultimi. Sono importanti, sono spesso parte del pacchetto orientativo che viene offerto in diversi contesti. Nel digitale, come dicevo, ne sono presenti tanti, anzi iniziano a nascere vere e proprie piattaforme orientative che offrono tutta una serie di attività, tra quelle che vi ho spiegato brevemente adesso. Di sicuro hanno bisogno di essere in qualche modo contestualizzati e accompagnati dalla presenza di una persona che ne conosce il significato e soprattutto l'obiettivo, onde evitare il fraintendimento del predeterministico. Bene, grazie, grazie anche per questo contributo. Sono state citate in questo contributo le soft skills, cioè quelle appunto che fanno riferimento alle capacità comunicative, diciamo di problem solving e così via, competenze relazionali e così via. Siccome appunto il digitale, noi sappiamo benissimo, perché la scuola italiana è molto coinvolta nella didattica a distanza, nella formazione a distanza, e sappiamo benissimo che ci sono diversi interrogativi su questa esperienza che stiamo facendo e che i nostri ragazzi stanno vivendo. E quindi ci proviamo a chiedere quali siano, se è possibile identificare le competenze trasversali o soft skills che possono essere valorizzate attraverso le pratiche di orientamento digitale, e quali invece che potremmo rischiare di lasciare un po' indietro o di essere abbandonate, anche proprio alla luce di un sviluppo di un valore aggiunto di queste competenze digitali. E lo chiediamo alla dottoressa Franzoso se ci può aiutare in questa riflessione. Sì, allora innanzitutto credo sia opportuno un po' capire che cosa intendiamo per competenze trasversali, perché le definizioni sono tante, sono variegate. Io credo che quella più pertinente rispetto a ciò di cui stiamo parlando oggi è la definizione che è stata data nel 2006 dall'Unione Europea. Ve la leggo. Le competenze trasversali vengono definite come quelle capacità che permettono al cittadino di agire consapevolmente in un contesto sociale profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da modelli organizzativi sempre più digitalizzati ed interconnessi.
Quindi competenze trasversali sono delle competenze relazionali, comportamentali, che caratterizzano la persona e che sono trasferibili, quindi vengono messe in campo, in azione, in tutti i contesti della vita, non solo quello lavorativo, scolastico. Perché sono così importanti? Perché migliorano proprio nella persona il grado di consapevolezza rispetto alla propria crescita personale, quindi hanno una valenza auto-orientativa in qualche modo. Ora, quali a nostro avviso sono quelle un po' più valorizzate da un orientamento digitale? Allora, sicuramente tutto ciò che afferisce alla raccolta e analisi delle informazioni, che comprende la capacità di integrare, di sintetizzare, di utilizzare fonti diverse, di stabilire anche delle procedure per catalogarle, di utilizzare delle vere e proprie strategie di ricerca personale. Qual è il pro nel mondo digitale? Beh, la quantità di informazioni accessibili e la quantità di fonti che abbiamo accessibili. Qual è il contro? Beh, proprio questo, la quantità di fonti e di informazioni che abbiamo attorno a noi accessibili. Che cosa voglio dire? Che la persona anche in questo senso ha bisogno di un supporto sia per essere in grado di, o comunque di un'educazione preliminare per essere in grado di discernere le fonti autorevoli da quelle che non lo sono. Prima abbiamo citato, no, il fenomeno delle fake news, ma anche per essere in grado, in questa marea di informazioni che possiamo reperire online, ecco, di essere in grado di astrarne in qualche modo il significato, di sintetizzarle. Un'altra competenza trasversale che sicuramente viene valorizzata è la comunicazione. Ora, per comunicazione intendiamo tante cose. Credo che quello più, l'aspetto, insomma, uno degli aspetti più interessanti sia tutto quello relativo alla costruzione della propria identità digitale, cosa che è sempre più rilevante o quantomeno inevitabile. Allora, la collega, la dottoressa Vittantonio, prima parlava di storytelling digitale. Ecco, pensiamo a tutte le potenzialità che ci sono nell'utilizzare diversi canali che ci offrono le tecnologie, ma anche i diversi proprio strumenti multimediali per raccontare meglio noi stessi, non solo alle aziende in verità, anche proprio per acquisire noi una maggior consapevolezza della nostra identità, o quantomeno per poterci raccontare in modalità diverse. Cos'è che rischia, a nostro avviso, di essere lasciato un po' indietro? Beh, tutti quegli aspetti, relazionali legati soprattutto all'instaurazione di un rapporto empatico con l'altra persona. Ehm, Ci sono stati studi nell'ambito delle neuroscienze che hanno proprio dimostrato come quei meccanismi, fisici e biologici che sono alla base, dell'empatia, che quindi fanno sì che nel momento in cui io vedo faccia a faccia un'altra persona che magari sta soffrendo, un po' provo anch'io la stessa cosa, no, questa è l'empatia. Ecco, questi studi hanno dimostrato che, questi meccanismi vengono in qualche modo compromessi e alterati se non ho la persona di fronte a me, ma se di fronte a me ho uno schermo. Ed è quello poi che sta un pochino alla base di, quel fenomeno di cui sentiamo sempre più parlare, che è il cyberbullismo. E quindi ci sembra veramente, importante non rinunciare a proporre tutta una serie di attività, ai ragazzi che, vadano a lavorare proprio su questo, il mettersi nei panni degli altri e allo sviluppare, l'empatia, pur non rinnegando il contesto digitale nel quale abbiamo detto siamo immersi. Una serie di
Bene, attività grazie. ai ragazzi. Quindi stiamo cominciando proprio a capire come diciamo, l'orientamento, intanto come dicevamo prima, sono una serie di pratiche, di azioni, di interventi che hanno una finalità ben precisa per aiutare e supportare le persone nelle fasi di crescita, e quindi abbiamo capito che senz'altro il risvolto digitale dell'orientamento ha dei pro indubbi, ma che va in qualche modo curato e governato proprio in modo consapevole e scientemente pensato, ecco. E quindi proviamo a chiedere alla dottoressa Del Favero quali potrebbero essere i presupposti per rendere efficace effettivamente l'esperienza di orientamento attraverso gli strumenti digitali, in modo da, come dire, mitigare eventualmente delle deviazioni che in qualche modo comprendiamo, abbiamo cominciato a comprendere con gli interventi precedenti, e valorizzare invece al massimo quello che è il potenziamento di queste tipologie di iniziative. Beh, rispetto al potenziare l'attività di orientamento digitale, sicuramente un aspetto molto importante è quello del setting. Il setting in qualsiasi ambito psicologico, ma anche e non solo, è sempre molto importante. Vi chiedo di immaginare come vi sentite in un posto dove siete sicuri di stare bene, di potervi esprimere al massimo. Sicuramente in questo posto riuscite a tirare fuori aspetti personali che altrimenti non avreste tirato fuori. Quindi il setting diventa fondamentale in quanto ambiente sociale e fisico nel quale svolgere un'esperienza. È una sorta di cornice che diventa importante con l'orientamento digitale. Se noi con l'orientamento siamo abituati a chiudere una porta di un ufficio piuttosto che di una classe e creare un ambiente stimolante e protettivo anche nei confronti delle persone con cui parliamo, con l'orientamento digitale questo aspetto è ancora da ehm, chiarire e forse da lavorarci un pochino, in quanto spesso capita ancora che non riusciamo sempre a delimitare lo spazio. Come sappiamo tutti, lo spazio digitale è infinito, si possono appunto prendere informazioni e divulgarle a chiunque in qualunque posto. Quindi è importante, prima di iniziare a lavorare sull'orientamento, creare una sorta di contratto di regole del gioco con le quali lavorare con queste persone. E quali possono essere queste regole del gioco, diciamo? Sono quelle di sicuramente creare uno spazio di privacy, per esempio per i minori, decidere se il genitore partecipa all'incontro o meno, e non può essere che il genitore da dietro lo schermo partecipi comunque, perché non permette tutti quei processi di sviluppo nei ragazzi, di sviluppo di una propria idea, di una propria consapevolezza, mentre partecipare in un secondo momento o in un momento diverso. Questo vale anche per gli adulti, in senso che spesso, soprattutto nei momenti di riorientamento piuttosto che di decisioni nuove, si pongono di fronte moltissime paure, e avere in casa familiari che potrebbero giudicare i nostri pensieri, le nostre scelte, potrebbe mettere in difficoltà. Quindi è importante creare un ambiente sicuro e protetto. Questo vale anche per i laboratori. Quando lavoriamo con i ragazzi piuttosto che con gli adulti, è importante sottolineare che ciò che viene detto deve essere senza giudizio e non può essere portato al di fuori dello spazio che ci siamo creati online. Questo perché? Perché altrimenti non possiamo richiedere e non possiamo sviluppare con gli utenti quelle competenze che invece ci stiamo proponendo di sviluppare, sia digitali che della nuova realtà, del nuovo cambio di rotta di questa realtà. E quindi sicuramente il setting diventa un aspetto fondamentale da sviluppare e da portare avanti. Benissimo, grazie. Ecco, quindi abbiamo colto come appunto solitamente conosciamo le attività di orientamento perché esiste una figura di mediatore, cioè esiste una figura di riferimento che in qualche modo accompagna il processo di scelta o comunque di discernimento.
È opportuno, chiediamo alla dottoressa Vitantonio, è opportuna prevedere questa figura di riferimento anche per l'orientamento digitale, proprio per potenziare queste possibilità che abbiamo? Sì, assolutamente, tenendo conto appunto della necessità, come si diceva all'inizio, di costruire un contesto di graduale autonomia. La figura del mediatore, moderatore, una persona adulta, consapevole, di quello che si va a fare, è fondamentale, probabilmente ancora di più nell'orientamento digitale. E intanto a che tipo di figura faccio riferimento? Appunto una persona che ha in mente qual è la fase di sviluppo cognitiva ed emotiva della persona che ha davanti, una persona capace di individuare qual è il momento di blocco dell'individuo, che ha una consapevolezza, una conoscenza dell'offerta del territorio, sempre, è fondamentale, e soprattutto che ha spiccate competenze comunicative ed empatiche, per riprendere quanto detto dalla collega, la dottoressa Franzoso. Inoltre questa figura garantisce quello che la dottoressa Del Favero garantiva definiva un ambiente stimolante e protettivo. Quindi un individuo che per citare insomma comunque teorie anche della psicologia dello sviluppo, una persona che fa da ponte, come diceva Vygotsky, come diceva Feuerstein, tra l'apprendimento della persona e ciò che va appreso. Quindi qualcuno che in questo senso media i contenuti, dà un significato e addestra a dare significato alle cose, a ciò che viene esperito. Ancora di più in questo momento in cui proprio la possibilità di accedere a contenuti di qualsiasi tipo lascia l'individuo sprovvisto di questa rete di protezione, che è proprio la capacità di filtrare il contesto, di filtrare l'informazione e renderla una vera esperienza di apprendimento e di educazione. Perché dico questo? Perché qualsiasi attività volta a portare la persona ad aumentare le sue competenze può definirsi una forma di apprendimento se rispetta il criterio che da sempre vige su ciò che viene imparato: assimilare ciò che viene appreso e accomodarlo a ciò che noi sappiamo già, quindi integrare le conoscenze dopo averle comprese in quella che è la nostra struttura, la nostra persona, la nostra personalità. È chiaro che a seconda della fase di età, a seconda del contesto, questa figura assume competenze specifiche e un ruolo determinato, quindi non è generalizzabile. Grazie. Ecco, andando verso la conclusione, volevamo appunto chiedere l'intervento del dottor Cioetto, del signor Cioetto, nel senso che abbiamo colto come l'orientamento sia una dimensione molto complessa, variegata, che ha un grande ruolo per appunto l'esperienza e l'inserimento di creazione, insomma, di cittadini attivi nel contesto del lavoro, ma probabilmente non solo del lavoro. E quindi volevamo chiedere al signor Cioetto, dal suo punto di vista come esperto del mondo del lavoro, che da molto tempo si occupa e spende in qualche modo anche la sua professionalità, sia nell'ambito dell'azienda che gestisce, ma anche poi come in rappresentanza di un settore produttivo molto importante a livello veneto. Ecco, volevamo chiedere al signor Cioetto, dal suo punto di vista, quale sia il messaggio che possiamo trasmettere ai giovani, alle famiglie che in qualche modo magari hanno passato questa oretta con noi, affinché si formino, diciamo, con un approccio che integri e valorizzi le competenze digitali con le soft skills, quindi le facciamo riferimento appunto a competenze digitali e tecnico-professionali, ma abbiamo visto che c'è anche un risvolto appunto di capacità relazionali, di capacità di raccolta di informazioni e così via, che forse non va in qualche modo tralasciato. Come possiamo, come dire, concludere e lasciare un messaggio positivo di integrazione di queste due dimensioni? Non vanno tralasciate, ma assolutamente vanno tenute in considerazione, perché le imprese tengono in considerazione queste situazioni. Diciamo che delle tre, le competenze digitali, l'hard skill e il soft skill, scusate il mio inglese, le prime due inevitabilmente vanno di pari passo. Si tratta che sono di competenze tutto sommato acquisite in ambito scolastico,
o comunque magari acquisite nell'ambito di esperienze professionali o personali o in un percorso lavorativo che diventano spendibili nel momento opportuno nel mondo del lavoro. Più queste specificità tecniche appartengono al bagaglio professionale del giovane o del lavoratore, e minore sarà a questo punto l'impegno che l'azienda dovrà spendere per la formazione del nuovo collaboratore, e questo non è cosa da poco di questi tempi. La prima cosa che mi viene da pensare, il primo suggerimento forse è più semplice, se sotto un certo punto di vista più semplice da dire, ma credo che per le famiglie non sia facile da realizzare. È la scelta dell'istituto scolastico. Al termine della scuola secondaria bisogna fare questa scelta, e credo che non ci si debba fermare all'istituto perché è un bel edificio, ma bisogna andare nel profondo dell'offerta formativa di questo istituto scolastico. Se parliamo di situazioni tecniche, perché in questo punto parliamo di tecnica, di aziende e di futuri studenti che andranno a lavorare in aziende manifatturiere, sicuramente l'offerta formativa legata alle competenze digitali dovrà essere messa in evidenza, e quindi non dovrà assolutamente mancare in queste scuole, e quindi i genitori dovranno avere un occhio di riguardo per queste situazioni. Situazioni che, se vogliamo, possono anche essere prese in considerazione da quegli studenti che magari hanno già completato il loro percorso scolastico, ma però si vogliono ricollocare in quelle che sono o distaccarsi se sono lavoratori, da quella che è magari la loro normale routine, e impegnarsi dando questi nuovi sbocchi professionali che sicuramente potrà dare il digitale. Da questo punto di vista potrebbero anche essere importanti formazioni extra aziendali che spesso vengono fornite anche anche da ENAIP, mi sembra, in più di qualche occasione. Quindi ecco, competenze digitali e hard skills non servono da soli, non bastano da soli. A questo dovranno essere assolutamente abbinate quelle che sono di cui si parlava prima, le soft skills. E spesso nell'immediato di un'assunzione non vengono prese in considerazione, ma dopo un debito di periodo di prova tante volte fanno la differenza. Perché fanno la differenza? Fanno la differenza perché alle aziende non basta avere un collaboratore che sappia governare il processo, un collaboratore che un bravo operatore, diciamo, ecco. Il collaboratore deve anche sapersi adattare ai cambiamenti di quel processo, deve saper cambiare quel processo, deve assumersi delle responsabilità, deve saper risolvere problemi, ma soprattutto, si diceva prima, deve saper collaborare, deve avere una capacità deve interagire con i colleghi, deve, come si diceva una volta, come si dice spesso, fare squadra, e dovrà essere soprattutto propositivo, e questo, diciamo, appartiene un po' alla sfera personale, alla sfera caratteriale, appartiene alle soft skills. Quindi ecco, questo è il suggerimento che mi sento di dare, perché abbinare queste tre situazioni fa la differenza per inserirsi poi nel mondo del lavoro. Una persona brava e capace, con spiccate competenze digitali, ma che non si sa relazionare, un'azienda la prende relativamente in considerazione. Si preferisce una persona che prima di tutto si sappia relazionare con delle medie o buone capacità, diciamo, operative, capacità digitali, ma che comunque questa persona, l'azienda se la forma, ma ha già una persona che farà squadra, e questo è quello che a noi serve. Non dobbiamo sottovalutare, e questo, ecco,
vorrei dirlo con forza, che noi aziende, vogliamo anche che questi ragazzi abbiano un buon bagaglio culturale. Quindi non solo nozioni tecniche, non solo competenze digitali, ma vogliamo che ci sia anche un minimo di conoscenza delle lingue, vogliamo che ci sia una conoscenza delle culture diverse. Nella mia azienda io vorrei e voglio che chi entra da me conosca anche la storia e la geografia, perché sono tutte situazioni che ti permettono poi di fare quell'esercizio mentale, di avere quell'elasticità mentale che nel corso degli anni ti permettono anche di governare quei cambiamenti tecnici che possono esserci all'interno dell'azienda. Forse è un concetto un po' difficile da capire, ma la realtà è questa. Ci vuole cultura per avere la sufficiente elasticità mentale per poter lavorare all'interno delle aziende attuali e del futuro. Viviamo un mercato del lavoro che è sempre più difficile, sempre nuove professionalità si affacciano e si affacceranno sicuramente. Serviranno competenze sempre più mirate, scusate, sempre più mirate. E l'immagine che ho del lavoratore futuro è di lavoratore che dovrà essere sicuramente una spugna, capace di rilasciare le proprie competenze, ma al tempo stesso capace di acquisire tutte le competenze necessarie per migliorare il suo processo, il processo produttivo in primis, ma per migliorare anche la sua professionalità e capacità all'interno delle aziende. Quindi sarà assolutamente necessario avere la capacità di incamerare un giusto mix tra quelle che sono le competenze digitali di cui si è tanto parlato, le hard skill e le soft skill. E questo sarà il modo ottimale per affrontare, per avere un approccio al mondo del lavoro. Ma ripeto, la differenza la faranno le soft skill. Grazie al signor Cioetto del suo contributo prezioso. Insomma, credo che abbiamo sintetizzato e un po' i vari interventi, dando comunque valore e rilevanza alla, come dire, alla capacità di integrare più che di scegliere quali sono le priorità e l'esclusività. Ecco. Quindi ringraziamo il signor Cioetto per la sua vicinanza e amicizia che sta dimostrando in più occasioni con ENAIP, ecco, sia all'interno, a livello locale, nelle sedi del Veronese, Legnago e Verona Isola della Scala. E ringraziamo anche le dottoressa Del Favero, dottoressa Vitantonio e dottoressa Franzoso, che a vario titolo collaborano e sono anche dipendenti di ENAIP Veneto e sono molto impegnate appunto nelle attività di orientamento e di tutoraggio presso le nostre sedi, proprio in una logica di integrazione, educazione e formazione. Grazie a tutti, speriamo di essere stati in qualche modo interessanti e aver contribuito un po' alle riflessioni, diciamo, di questo periodo molto particolare, e ci salutiamo. Un cortese saluto, buona serata, arrivederci.